Buongiorno e benvenuti a tutti. Stiamo entrando in questo momento nell'autostrada A4 Serenissima. Ho appena registrato il video in real time della strada statale 470 Bergamo, Zogno Bergamo, scusate. Che potete trovare tranquillamente sul canale. Ora siamo in direzione est. Molto probabilmente il termine di questo video sarà l'area di servizio Montebaldo, nei pressi di Verona. Tanto sulla nostra destra l'Orio Center, un famoso centro commerciale, e sulla nostra sinistra l'aeroporto internazionale del Caravaggio, conosciuto più frequentemente come Orio al Serio. Ricordo il terzo scalo d'Italia. Oggi è lunedì 26 maggio 2025, sono le 9:50. Fiume Serio, 164 metri, polizia stradale, controllo elettronico della velocità. Avvicinamento uscita Seriate. Grumello, uscite chiuse da Torino Venezia, 26 maggio, ore 21:05. Martinengo, Romano della Lombardia, Bolgare, Lovere, Lago di Iseo, Valle Seriana, Clusone raggiungibili dall'uscita Seriate, ora sulla destra. Prossima uscita Grumello Telgate. Chilometro 181, autostrada Serenissima.
purtroppo poche persone utilizzano correttamente la corsia di destra, la corsia centrale è piena, quindi l'unica alternativa è quella di rimanere intanto sulla corsia di sorpasso, anche se è scorretto. Male c'è uno spiraglio, riusciamo magari almeno a entrare in seconda corsia. Controllo il tonico della velocità. Rumello, uscite chiuse da Torino Venezia 26.05 ore 21.05. Avvicinamento uscita Carmello Telgate, Bolgare, Lago di Endine, Valcavallina, Trescorre Balneario, raggiungibili dall'uscita Grumello Telgate. Grumello Telgate, ora uscita sulla destra, il 64 a 4 Venezia. L'immissione. Uscite chiuse da Torino Venezia 26.5 21.5. L'avvicinamento uscita a Ponte Olio, Lago di Iseo, Sarnico, Lovere, Palazzolo sull'Olio, raggiungibili dall'uscita a Ponte Olio. Ponte Olio, uscita sulla destra. Prossima uscita Palazzolo 2 km. Ponte sul fiume Olio 280 metri, lasciamo la provincia di Bergamo, entriamo in quella di Brescia. Uscite chiuse da Torino Venezia 26.5 ore 21.5. L'avvicinamento uscita Palazzolo, Franciacorta, Iseo, Boario Terme, Lago di Iseo, raggiungibili dall'uscita Palazzolo. Palazzolo, il 64 a 4 Venezia. Tanto vedete come è, diciamo, il traffico molto intenso, ma perché gli automobilisti non utilizzano correttamente le corsie. Se fate caso, sulla terza corsia ci sono più macchine rispetto alla prima. Sembra che quando non c'è l'obbligo dei camion, la prima corsia è riservata ai camion, per gli automobilisti, nessuno la utilizza. È anche difficile sorpassare perché una macchina dietro l'altra arriva.
servizio Sebino Sud fra 2,5 km. Tutti rimangono inchiodati nella corsia di destra, di sinistra. Guardate, a sinistra pieno di macchine, a destra pieno di camion e nessuna macchina, corsia centrale vuota, nessuno se la caga. Eccetto questo camion, e ora anche noi sorpasseremo. Area di servizio Sebino Sud, sulla nostra destra autogrill, ristorante Esso Servizio. L'autostrada A4 è l'autostrada più trafficata d'Italia, questo c'è da dirlo, però ecco, l'utilizzo delle corsie vuol dire tanto in una situazione di traffico. Elettronico della velocità, l'avvicinamento uscita Rovato. Formello chiuso uscite Torino-Venezia 26.05, orario 21.05. Castello di Bornato, Lago di Seo Chiari, raggiungibile uscita Rovato. Rovato e 64 Venezia. Camion cosa vuole fare? Vuole venire in terza corsia anche lui? Già siamo fin troppi, ci manca che vengano anche i camion. Prossima uscita Ospitaletto 3 km. Non sembra neanche vero che riesco a stare in corsia di destra. Durerà per poco sicuramente sta cosa. Ho cambiato corsia. Andando a una velocità di 115, 120, non di più.
perché vanno di meno, che non utilizzano la corsia di destra, non lo capisco. In avvicinamento uscita Ospitaletto, Romello chiuso uscite Torino-Venezia 26.5, orario 21.5. Concesio, Valtrompia, Passo del Maniva, Palerno, Franciacorta e Passirano raggiungibili dall'uscita Ospitaletto. Ospitaletto e 64,4 Venezia. Ormai siamo prossimi a raggiungere Brescia. Oh sì, Venezia 174 km. Della autostrada A35 Milano-Brescia. Area di servizio Valtrompia Sud fra 1600 metri. Controllo elettronico della velocità. Autogrill ristorante IP servizio, area di servizio Valtrompia Sud. Lavori a 3 km, possibili code. Uscite chiuse Torino-Venezia 26.05 21.5. Uscita Brescia Ovest, Brescia Centro, Fiera Lago d'Iseo. Raggiungibile dall'uscita Brescia Ovest.
Brescia Ovest 64 a 4 Venezia. Lasciamo la competenza di Autostrade per l'Italia a 4 Torino-Trieste. Sono veicoli che non vedono che per terra c'è la linea continua. Ma chi gli ha dato la patente tante volte? Non usare il cellulare mentre guidi. Inizia in questo momento la competenza di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. In avvicinamento uscita a Brescia Centro. Parco archeologico di Brescia Romana, Santa Giulia, Piazza della Loggia, Duomo Vecchio e Castello. Località, monumenti storici da visitare prendendo l'uscita a Brescia Centro. Avvicinamento a Brescia Centro, a 21 Torino, Piacenza, Brescia. Parcheggio della metropolitana Santa Giulia Capilatum, tangenziale sud San Zeno Naviglio, raggiungibile dall'uscita Brescia Centro. Brescia Centro, il 70-21 Torino Piacenza, il 35-1 Bologna, il 33-15 La Spezia. Noi proseguiamo verso il 74 Venezia. Prossima uscita a Brescia Est fra 8 km. Prossima area di servizio San Giacomo Est fra 5 km. Prossima uscita a Brescia Est fra 5 km.
tanto rallentamenti, veicolo qua davanti, cominciando a frenare da un momento all'altro. Sede emergenza chiusa al chilometro 236. Avvicinamento uscita a Brescia Est. Uscita a Brescia Est, parking dei mezzi pesanti, un'ora gratis, un'ora free. Intanto area di servizio San Giacomo Est. Chef Express in avvicinamento uscita a Brescia Est. Aeroporto, Fiera, parking, Mantola, Salò, Casteneto, Lorenzato, Lago di Garda, Lago d'Idro, raggiungibile dall'uscita Brescia Est. Brescia Est, i 74 Venezia. Prossima uscita Desenzano tra 15 km. Della velocità. Express ristorante a 1000 metri, area di parcheggio Campagnola. Prossima area di servizio Monte Alto Est tra 13 km. Area di servizio, area di parcheggio Campagnola Est con la possibilità anche di ristoro. Area di parcheggio Campagnola. Prossima uscita a Desenzano tra 11 km.
prossima area di servizio Monte Alto fra 10 km. La nostra sinistra i lavori per la realizzazione della linea ad alta velocità Brescia-Verona. Ormai credo quasi completata, non sono informato sulla questione, ma vedendo dai lavori sembrano a buon punto. Almeno in questo tratto. Prossima uscita a Desenzano tra 5 km. A 144. Tanto sono segnalati rallentamenti con code Sirmione e Peschiera. Attenzione! Speriamo sia solo rallentamenti. Donato, Montichiari, Cassiere Sivieri, Castel Goffredo, la Lugata, al Lago d'Idro e le terre del vino del Lugana, raggiungibili dall'uscita Desenzano. Desenzano, ora sulla destra, in avvicinamento all'area di servizio Monte Alto, est.
Prossima uscita a Sirmione fra 6 km. Di seguito Montebaldo fra 24 km. Prossima uscita Peschiera fra 10 km, quindi in avvicinamento uscita Sirmione. Venezia 134. Rallentamenti con code Sirmione Peschiera. In avvicinamento uscita a Sirmione. San Martino della Battaglia, Pozzolengo, Solferino, Goito, Castellaro Lagusello, Terre del Vino Lugana, raggiungibile dall'uscita a Sirmione. Sirmione 74 Venezia, uscita sulla destra a Sirmione. Lasciamo in questo momento la provincia di Brescia, entriamo in quella di Verona, lasciamo la Lombardia, entriamo in Veneto.
sia solo un problema di corsia di sinistra. Codi in uscita Peschiera. Sempre lì, ecco, tutti si spostano in terza corsia credendo che le prime due saranno intasate da traffico, invece si viaggia più in prima e in seconda rispetto che in terza. Vedete come viaggiano gli altri veicoli? Adesso non posso immettermi nell'altra corsia. Stiamo qua e aspettiamo. Il vincolo di Peschiera è una roba impressionante davvero. Già essendo sul lago di Garda, zona molto turistica, poi è il principale svincolo per chi raggiunge i parchi di divertimento. Non è che ce n'è uno, ce ne sono 4-5. Gardaland, Moviland, Canevra, Sigurtà, Terme di Colà, Parco Zoo, c'è uno specie di zoo, se non mi ricordo. Sono tanti. Poi i centri anche Gardaland, Caneva sono anche abbastanza famosi, quindi figuriamoci. Si sente già l'aria d'estate e tanti vanno ai parchi di divertimento. Da 700 metri forse ci siamo, uscita Peschiera. Autostrada Brescia-Padova ha investito però fondi per la realizzazione di un ulteriore casello più avanti. Non so a che punto saranno i lavori, ma credo che ci vorrà ancora un bel po' all'apertura. Il casello di Castelnuovo del Garda, che dovrebbe collegarsi direttamente alla rotonda di Castelnuovo sulla strada statale 11, strada regionale 450 di Appi. Ponte sul fiume Mincio. Vedete che non ne valsa la pena ad uscire, qualche rallentamento sì, ma roba. Uscita sulla destra a Peschiera e si ritorna a viaggiare.
già dove vedete quelle barriere arancioni è lì che stanno realizzando il nuovo casello. Poi sono molto in ritardo. Non sarà da tantissimo che hanno iniziato a lavorare. Comunque il ponte che abbiamo appena passato credo sia il nuovo ponte di svincolo. Confermo la sosta all'area di servizio Montebaldo Est. Poi vedremo come proseguire. L'idea oggi era di percorrere la strada statale Transpolesana fino a Rovigo, pranzare a Rovigo, poi partire in direzione Treviso, quindi percorso multiautostradale Rovigo-Treviso, e poi ripercorrere la superstrada pedemontana veneta, un gioiello, davvero complimenti, ritornando verso casa. E anche il pezzo, diciamo, di collegamento all'A4 da via di strade adesso vediamo se conviene prima fare quella, anche in base al controsole che abbiamo. Non vorrei che il video venga rovinato, soprattutto quello della Transpolesana. La superstrada pedemontana veneta l'ho già percorsa, già registrata, eccetto i primi 2 chilometri. Penso che seguirò il programma iniziale per evitare, diciamo, cambi di programma all'ultimo e magari possibili anche ritardi. Valuterò poi in seguito se il video registrato avrà una qualità abbastanza buona, se no terrò solo il video in real time, avendo 2 videocamere diverse. Una novità sul canale, installato da poco una dashcam che registra il tutto con la lente anti riflesso, teoricamente registra in 4K. Voi giustamente potete chiedermi: ma perché non registri tutto con quella?
tanto uscita a Somma Campagna, quindi l'aeroporto di Verona Villafranca, uscita a Somma Campagna subito dopo area di servizio, perché la videocamera ha una visione grandangolare, quindi per i video editati non va bene perché si vede in mezza macchina, giustamente fa funzione da dashcam, quindi però diciamo che le riprese sono ottime, perfette. Un avvicinamento area di servizio, quindi io intanto vi ringrazio per aver guardato questo video in real time, Bergamo-Verona. Vi aspetto nei prossimi video di questa giornata. Vi ringrazio sempre del vostro supporto e continuate. Più ricevo il vostro supporto, più anch'io ho voglia di proseguire in questo progetto. Vi ringrazio davvero di cuore. Alla prossima. Area di servizio Montebaldo Est.